Con 300 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 6.400 casi positivi in tutta la provincia, Padova continua ad essere maglia nera del Veneto. Ma sul fronte vaccinazioni invece ingrana la marcia e nel fine settimana è al primo posto per il numero di dosi somministrate. Sono oltre 12.200 quelle effettuate nei vari punti vaccinali dell'USL tra sabato e domenica. Si spinge sulle terze dosi con un boom di prenotazioni tra gli under 40 e sembrano essere ripartite anche le prime dosi. Sul fronte dei ricoveri però la situazione vede il costante aumento dei pazienti a Padova. Esauriti i posti letto della terapia intensiva Covid dell'azienda ospedaliera, è stata così allestita quella del Sant'Antonio che conta già 2 ricoverati per le complicanze del virus. Sono 5 i Novax intubati nelle scorse ore a causa del Covid. Altri 15 sono i pazienti dislocati nelle terapie intensive di Schiavonia, Piove di Sacco e Cittadella. Nel Padovano sono stati superati i 100.500 casi da inizio pandemia, vuol dire che 1 su 9 a Padova e provincia ha avuto il Covid.